Al Ceravolo della Gaccia, match fondamentale in ottica play-out. I padroni di casa di mister Zampardo devono allungare sulla zona calda, mentre il Sori deve invertire assolutamente la rotta dopo le 8 sconfitte consecutive. Tra i padroni di casa è assente lo squalificato Girone, mentre gli ospiti sono orfani addirittura di Lubiano, Connov e Paolo Zanardi. Gara ingessata nelle battute iniziali. Piras allora prova a dare la sveglia con questo piazzato disinnescato dai pugni di Bassi. Il Sori appare troppo attendista, i padroni di casa allora osano con Edris Rizquai in acrobazia. L'incrocio dei pali salva gli ospiti prima che il tentativo alla Maradona di Malinconico venga punito con il giallo dal signor Leone. Il Valletta Lagaccio costruisce le basi per il vantaggio al minuto 29 quando Davide Zampardo rintraccia Baio che fallisce l'impatto da favorevolissima posizione, ma un minuto dopo Vassallo aziona Piras che vede respingere miracolosamente da Bassi il primo tentativo per poi ribadire nel 7 la palla del vantaggio. Neanche 120 secondi dopo ecco servito il raddoppio con questa volée di Vassallo sul palo lungo dove Bassi non può proprio arrivare. Una gara apparentemente in discesa potrebbe riaprirsi al minuto 33 quando il lob di Revello sull'uscita di Petitti viene miracolosamente salvato sulla linea da Mantia. Lo spartito della ripresa montata da Enrico Figus non cambia. Dopo 5 minuti il no look di Rizquai premia il rimorchio di Zampardo murato dall'uscita di Bassi. È notte fonda però al minuto 6 perché Malinconico può servire Vassallo a centro area che può costruirsi la conclusione solo soletto e fare fuoco non lasciando scampo all'estremo ospite. Sul corner di Olcese al minuto 8 il Sori prova a tornare in quota ma l'incornata di Esposito non ha le giuste coordinate per impensierire Petitti. Scampato il pericolo la Valletta Lagaccio torna a macinare il gioco con Davide Zampardo che libera Rizquai sulla corsa stoppato dall'ennesima uscita di Bassi. Ancora il numero 10 vince il testa a testa con il diretto marcatore ma il suo tracciante incrociato passa non distante dal montante. Encefalogramma piatto per gli Azulgrana. La Valletta allora vuole affondare con il neoentrato Gallitto nelle vesti di assist man per Piras che si divora così la palla del 4-0 che arriva però ad un minuto dal termine con Albanese che centra per la testa di Piras che chiude definitivamente i conti. Il terzo successo interno della Valletta Lagaccio è la duplice funzione di riscattare il 4-1 patito all'andata e permettere alla squadra di Zampardo di guadagnare punti preziosi sulle dirette concorrenti. Il Sori, arrivato alla 9ª sconfitta consecutiva, appare più che mai in caduta libera. Bravo Baio!